L'ignoranza è un male terribile, quindi bisogna evitare le calunnie, i pregiudizi. È il tema della versione di Greco a firma Luciano che i ragazzi del classico hanno cercato di tradurre questa mattina. E i tre hacker acciuffati dalla polizia postale certamente ignoravano le possibili conseguenze del loro atto di pirateria informatica. Tre ragazzi, due minorenni, sono stati beccati prima che riuscissero a rubare la prova d'esame di terza media prevista per questa mattina. Il condottiero, a firma Ulixes, è un trevigiano di Vittorio Veneto di 16 anni, appassionato ovviamente di informatica. Per primo sui suoi amici hacker di Udine e Genova era riuscito a sostituirsi al sito web dell'Invalsi postando una foto pornografica in home page. Il furto della prova d'esame non è fortunatamente riuscito, altrimenti le famiglie dei baby hacker avrebbero rischiato di pagare risarcimenti importanti. Stupefatti i genitori del sedicenne, la cui casa è stata perquisita stamane dalla polizia postale. In questa frenetica mattinata d'esame hanno corso anche le ambulanze del SUEM. A Montebelluna i medici sono intervenuti all'Istituto Einaudi verso le 12:45 per soccorrere un ragazzo che si è fatto prendere dall'ansia. Ma venendo alla prova vera e propria, al Liceo Scientifico Da Vinci di Treviso il primo maturando oggi è uscito alle 12, il secondo Davide alle 12:20. La parte inquisitiva era molto semplice, l'ho finita in circa mezz'ora, il problema mi ha dato un attimo più da lavorare. Qui seconda prova di matematica tra funzioni integrali e studi di funzione. Non era tanto difficile comunque, bastava un po' fare gli esercizi degli anni passati. Al liceo classico l'ignoranza cieca gli uomini di Luciano. La prima parte magari era abbastanza fattibile, poi... Com'era la versione? Abbastanza difficile, soprattutto nella parte centrale, poi la parte finale è più abbordabile. Ma l'ansia ora è tutta per la terza prova. È quella che preoccupa di più perché ci sono 4 materie in 3 ore, quindi anche la questione del tempo è un po'... sì, è più importante. La prossima prova diremo Rosari, Padre Nostri, Ave Marie, perché la terza prova effettivamente è bella impegnativa. Ci sarà tempo per un po' di svago? Certamente non possiamo mancare all'appuntamento con i mondiali, quindi saremo tutti davanti al teleschermo. Io sono un grande tifoso della nazionale, mi piace seguirla e spero proprio che vinceranno i mondiali quest'anno.